Va ora in onda la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. E telespettatori di Radio Conegliano. Allora, oggi siamo qui di nuovo con la rubrica settimanale dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Io sono sempre Marta, una volontaria dell'associazione, e oggi sono in compagnia di due ospiti molto speciali. Anche se, perdonatemi, e perdonami Paolo, uno dei due lo è di più. Giusto, abbiamo qui Omero, che è molto emozionato di essere qui con noi, e poi abbiamo Paolo, invece, che anche lui è un volontario dell'associazione ENPA. Salve a tutti. Allora, come immaginerete, noi oggi parleremo di gatti. Parleremo di gatti, però attenzione, noi abbiamo già parlato di questo argomento in precedenza con quella che gestisce il gattile, Cinzia, però abbiamo parlato dell'emergenza gattini. Oggi invece parleremo di un altro tipo di argomento. Comunque, nel caso aveste perso la puntata, potete rivederla tranquillamente su YouTube oppure sul sito di Veneto Globe. Allora, in questa puntata quindi avremo Paolo, che ci parlerà della sua esperienza in gattile. Sì. Non vedo l'ora che ci racconti qualcosa di questo piccolo amicetto, piccolo per modo di dire. E soprattutto ci aiuterà a capire un po' più da vicino cosa vuol dire far parte dell'associazione e partecipare attivamente alla salvaguardia degli animali che ci stanno più a cuore. Quindi Paolo, raccontaci un po' quello che succede in gattile, cosa vuol dire fare un turno e soprattutto qual è l'urgenza principale. Ok, va bene, cercherò di essere un attimino breve. Allora, il nostro gattile si trova in via Cadivilla 55, in una casa data in concessione da Casa Fenzi, che noi ovviamente ringraziamo per la gentilezza. Cogliamo l'occasione per ringraziare, perché senza di loro adesso saremo per strada probabilmente, benissimo. C'è poco da fare. Abbiamo avuto un'urgenza l'anno scorso, abbiamo dovuto tenere i gatti o nel rifugio di Sarano o diciamo dentro le case di noi volontari. E senza dimenticare che sono un numero abbastanza grande, abbastanza alto di gatti. Esattamente. Si parla di 5-6. Esattamente, Quindi. Quando abbiamo il pienone abbiamo davvero dei numeri importanti, e quando diciamo siamo in bassa stagione, diciamo così, va meglio, va un po' meglio. Però sempre si parla di una ventina, giusto? Sì, esattamente, comunque quello è il numero. Siamo arrivati anche ad avere 10 gatti ovviamente, però ci sono casi particolari, ad esempio come lui, che ha bisogno di essere diciamo isolato rispetto agli altri perché è un gatto felv e quindi... Non si vuole neanche far vedere. No, non si vuole far vedere oggi. Va bene. Insomma, il gattile è una struttura un po' piccolina, quindi ovviamente dobbiamo cercare di rendere gli spazi più fruibili possibili sia per i volontari e sia per gli animali. Abbiamo diverse stanze in cui gli animali vengono accolti in base alla loro entrata, se sono con o senza il vaccino, e quindi per evitare di fare in modo che gli animali portino delle malattie o contagino animali sani. I gatti arrivano in gattile per le più disparate motivazioni, possono essere stati ritrovati, possono essere stati quindi gatti incidentati, quindi recuperati, possono provenire da maltrattamenti o possono venire come Omero da una situazione in cui la proprietaria è venuta a mancare, e quindi non avendo la possibilità più di avere un padrone che si prendesse cura di lui, dato che è un gatto che ha diversi problemi. Come ha una certa importanza il fatto di cure, perché elencaci tutti i problemi di questo gatto che è un tenerone. I problemi di questo bellissimo gatto che, oltre a essere veramente simpatico e dolce, ha un problema purtroppo che è FIV positivo, quindi è l'AIDS felina, è FELV positivo, quindi ha il problema della leucemia felina, che è un problema grave perché la leucemia felina è contagiosa verso gli altri gatti e quindi ovviamente va tenuto o separato da altri gatti. E poi è cieco, e questo ovviamente rende le cose ancora più difficili per quanto riguarda l'adozione.
lui rientra nelle adozioni del cuore? Ricordiamo cosa sono le adozioni del cuore. Sono quelle adozioni che che noi proponiamo appunto perché, non essendo un animale che possa andare in famiglia tranquillamente come potrebbe essere un micino o un gatto normalissimo senza alcun tipo di problemi o che ha bisogno di tempo e di cure durante l'arco della giornata, le adozioni del cuore sono quegli animali che sono un po' più sfortunati degli altri. Esattamente, un sì, più sfortunati degli altri. un po' più sfortunati. Hanno quindi bisogno di più attenzioni. Adozione del cuore appunto per questo, perché deve essere al di fuori del semplice piacere di avere un animale, ma anche proprio nell'avere la passione proprio di starci dietro, di curarlo e dargli tutto quello di ciò che lui ha bisogno, insomma. Esattamente, anche perché in questo caso il gatto ovviamente ha bisogno di essere accudito, di essere tenuto dentro casa, perché un gatto così lasciato insomma in un giardino ovviamente avrebbe delle problematiche non da poco, nel senso che essendo cieco potrebbe insomma non non vogliamo è il neanche massimo. pensarci. Comunque, visto che Omero l'abbiamo presentato a dovere, Sì. io direi che ci guardiamo un po' di foto che ci hai portato dei Certamente. gatti che avete nella struttura. Gatti che abbiamo o che avete o già abbiamo dato. avuto, Ok, nel senso perfetto. che ho portato delle foto che rispecchiano un attimino Oddio. sia i gattini, lui è la nostra mascotte in assoluto, è Chewbacca. Quanti anni ha? Mesi? Adesso qui aveva pochi mesi, adesso ha un annetto e ha trovato un'adozione, è uno dei gatti in assoluto più simpatici che abbiamo avuto. Va bene. Questi sono dei gattini che cercano casa, ci sono un po' di foto di gattini che cercano casa o di gattini che comunque sono passati dal gattile. Quindi in generale noi abbiamo questa struttura che permette a tutti i gatti che hanno bisogno di un posto dove stare in attesa di adozione, che è mantenuto in vita, mettiamolo così, a parte grazie a Casa Fenzi, anche dal lavoro di molti volontari. In quanti siete ad esempio adesso? Attualmente siamo circa un 35-40, divisi ovviamente in turni nei 7 giorni. Compresa domenica, compresi i festivi. Esattamente. I gatti mangiano ogni giorno. Esattamente, i gatti poi hanno bisogno ovviamente di un ambiente che sia sempre sanificato, di un ambiente che non sia né troppo caldo né troppo freddo, quindi noi cerchiamo ovviamente con le nostre forze, soltanto come volontari, donandogli il tempo e la passione, di cercare di fare in modo che questo passaggio, lo chiamiamo così, in gattile sia il più breve e meno sofferente possibile, perché comunque riuscire nei momenti di piena, quando abbiamo veramente tanti gatti, a seguirli singolarmente è anche un po' difficile, nel senso si dà la coccolina, però ovviamente in una famiglia questi animali avrebbero sicuramente ben altre attenzioni. E soprattutto non è assolutamente la stessa situazione del canile, invece il canile non c'è tutta questa cura, questa attenzione meticolosa che invece i gatti richiedono per quanto riguarda la pulizia, da quel che ho capito, nel senso che la parte sanitaria di un gatto è molto più importante, molto più lunga, perché non essendo sempre in gabbiette... È dura, mi pare, so che è impegnativo nel senso starci dietro. Non è semplice fare un turno in gattile, perché poi ovviamente voi dovete immaginare che ci sono queste stanzette in cui, non troppo piccole ovviamente, in cui ogni singola gabbia va pulita bene, va disinfettata bene, per evitare il locale va arieggiato, per evitare che ci siano contaminazioni ovviamente batteriche, virali, e quindi questa è una cosa molto importante. Ci sono le stanze, diciamo, in cui i gatti entrano appena entrati, insomma, e non hanno ancora fatto il primo o il secondo vaccino, in cui noi ovviamente per ogni gabbia, per ogni gatto cambiamo i guanti, utilizziamo semplicemente guanti in lattice e un disinfettante specifico, e cambiamo ovviamente le palette per ogni gabbia, cambiamo scopino, diciamo tutto quanto, abbiamo anche la scopa per ogni stanza, proprio per evitare che ci siano delle contaminazioni, quindi massima attenzione per questi animali. Quindi qua veniamo al secondo problema, nel senso, penso che l'esperienza di essere volontario in un posto così deve essere assolutamente fuori dal normale, deve essere molto bella, deve anche avere deve essere anche molto piacevole, comunque ti darà delle soddisfazioni, sono sicurissima, perché immagino curare un animale fino a riuscire a trovargli una famiglia felicissima, ma di averlo sano, in forza e tutto, deve essere davvero una grande soddisfazione.
Però arriviamo al secondo grande argomento clou, direi, della puntata, nel senso, prego Paolo. Ok, l'altro argomento ovviamente è la ricerca di nuovi volontari, perché ovviamente adesso arriva una stagione che è quella estiva, che è un pochettino, diciamo, per noi è molto più problematica, perché arrivano molti più gatti, ci sono molti più abbandoni. E c'è il problema che iniziano ad arrivare, quando hanno il secondo vaccino, anche i gatti, dopo una certa età, che sono tenuti in questo momento in stallo, dopo il secondo vaccino entrano in gattile se non riusciamo a trovare subito adozione. E quindi automaticamente aumenta di molto il numero di gatti. Senza contare che la maggior parte dei gattini vanno nelle case dei volontari. Esattamente. Ne ho due al momento. Sì, no, i gatti prima entrano dentro la casa dei volontari e poi, se non trovano subito adozione, come misura estrema purtroppo dobbiamo eventualmente, sempre dopo il secondo vaccino, farli entrare in gattile. Noi cerchiamo di non farli entrare, ovviamente. C'è tutto un gran lavoro dietro, anche al di fuori della struttura. Esattamente. Quindi serviranno sicuramente moltissime persone. Servono tante persone, sia per la gestione del gattile durante il turno, sia per poi gli eventi che noi facciamo anche come struttura EMPA, eventi per la raccolta di fondi. Ecco qua, infatti lo vediamo nelle raccolta foto. di cibo. Sono ovviamente degli eventi collaterali che cerchiamo di rendere più piacevoli possibili, sia per diciamo chi ci viene a trovare al banco, al tavolo, o sia anche per i volontari, ovviamente. Ricordiamo inoltre che l'EMPA, essendo una ONLUS, non ha nessun tipo di finanziamento da parte dello Assolutamente Stato. No. Quindi è tutto grazie a questi eventi che noi riusciamo a raccogliere fondi, grazie alle persone che comunque seguono le nostre iniziative e ci danno sempre una mano. Però, quanti hai detto che siete di volontari? Siamo circa una 35-40, dipende poi ovviamente dalla disponibilità delle persone. Perché siete abbastanza per tutto questo? Non siamo abbastanza per tutto questo, perché ovviamente adesso che arrivano i numeri Questa importanti... Foto, scusa, mi piace, c'è anche divertimento. Beh, bisogna. L'idea del rendere il tavolo un posto piacevole anche per chi partecipa è molto importante, perché alla fine io penso che possa diventare anche un'occasione per le persone, anche per uscire, per fare amicizia e occupare il loro tempo in qualcosa che sia utile a tutti quanti, e ovviamente salvaguardare la vita di queste povere creaturine che non avrebbero tante possibilità. Io prendo per esempio lui, ovviamente se fosse un gatto randagio non avrebbe molte possibilità di sopravvivenza. Non sarebbe qua. Esattamente. Salute. Quindi ovviamente ci vuole molta passione, ci vuole dedizione verso gli animali, bisogna sapersi mettere in gioco e soprattutto saper lavorare in gruppo, perché è importante. Quello che sta dicendo Paolo in questo momento, sta inzuccherando un po' la pillola, no? Come si suol dire, Sì. È un modo per dire: se vi piacciono i gatti, se vi piace e sentite quello che stiamo dicendo vi piace e volete far parte anche noi del nostro gruppo, venite. Vi faremo poi passare qua nel video i contatti delle ragazze che si occupano sia delle adozioni, nel caso aveste visto questo splendore e vorreste portarvelo a casa, oppure anche semplicemente per quanto riguarda il diventare volontario. Ad esempio, Paolo, tu com'è che hai scoperto l'EMPA? Com'è che sei diventato volontario? Come sono diventato volontario? Io ho adottato un cagnolino splendido che si chiama Bender, è un cagnolino EMPA, è stato in assoluto una delle gioie più grandi della mia vita, è stato lui a scegliermi. Infatti ogni volta che viene qualcuno in gattile dico: mi raccomando, prendete in braccio il gatto e sentitelo vostro l'animale, perché l'animale che sceglie voi non siete voi che scegliete l'animale soltanto per l'aspetto fisico, perché deve scattare qualcosa in più, è una questione anche di chimica. Sono venuto in gattile ovviamente per restituire in parte anche questo favore. Amo gli animali ovviamente perché è importante, sono sincero, a me piacciono tantissimo i cani, non ho mai avuto un buon rapporto con i gatti, sto imparando. Non si direbbe comunque. Sto imparando, ma con lui ho un rapporto un po' speciale, perché è veramente... Tra problematici qua ci si capisce. Probabilmente. Ci capiamo alla grande. Parlare così, Paolo, solo perché ci conosciamo. Tranquilla. E
Ovviamente per fare il turno in gattile bisogna avere almeno 16 anni e poi verrà fatta... Invece in canile 18. Esattamente. C'è una puntata che ho fatto tempo fa solo per diventare volontariato in canile, andate pure a guardarvela, è sempre online. Si contattano i numeri che penso passeranno o sono in sovraimpressione, perfetto. Lì ci saranno Cinzia o Laura che vi indicheranno in base alle vostre esigenze, in base al vostro tempo libero, in base a quello che volete fare, qual è il turno che preferite ovviamente. Ogni turno ha un capoturno, nel caso io copro solitamente il turno o del martedì o del mercoledì e i miei capoturno che sono speciali, e vorrei salutare, sono Franco e Monia. Franco il martedì, ho iniziato con lui, è stato lui il mio cicerone, e Monia invece che fa il turno del mercoledì. Per qualsiasi altra ovviamente esigenza, se trovate gatti o altro, c'è sempre il numero di Laura e di Cinzia, che sono 2 persone splendide, sempre a disposizione di tutti. E io consiglio anche semplicemente, anche se non sei intenzione magari di adottare o di diventare volontario, che dico sempre, un consiglio proprio dal cuore spassionato: venite anche solo a vedere la realtà di queste associazioni che lavorano con i meno fortunati. Lasceranno piacevolmente sorpresi. E davvero direi che ripetiamo la via del Gattile. Via Cadivilla 55, vicino alla Zoppa Serena, esattamente. Alla Zoppa Serena. Quindi io direi che Paolo vi aspetterà. Vi farà vedere il gattile, vi farà vedere quanti sono adesso i gatti là dentro? Attualmente sono circa una quindicina e tutti ovviamente... ve li farà vedere e tutti ve li farà coccolare. Potrebbero aumentare da un momento all'altro, come succede a me spesso, perché viviamo di settimana in settimana, e speriamo di no ovviamente, speriamo che le persone inizino a sterilizzare, che è una cosa molto importante per questi animali, e che ovviamente vadano via tutti quanti trovando l'adozione più consono a ogni singolo animale, perché ogni animale ha le sue esigenze. Un gattino piccolissimo e perfetto non ha le esigenze di Omero, che invece è un gatto speciale che ha bisogno di, una casa e dei padroni veramente speciali. Bene. E speriamo li troveremo presto, insomma. Lo speriamo anche grazie a Radio Conegliano. Quindi Omero vi saluta perché sta diventando particolarmente irrequieto, lo portiamo dov'è, anche se con molto dispiacere. Noi vi salutiamo, è stato un piacere averti portato qui. Grazie, è stato un piacere anche da parte mia. Un piacere da Omero, vediamo se ha qualcosa da dire. Sta facendo le fusa, direi che è stato... Abbiamo fatto colpo su di lui almeno. Sì. Quindi arrivederci a tutti. Avete visto ed ascoltato la rubrica Parola agli animali, a cura dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali.